Le Proloco valorizzano sempre i prodotti della nostra terra grazie ai tanti volontari. Umpli Veneto in queste ore in regione ha presentato Bisi in Festa, una nuova rassegna. Presentata nelle scorse ore Bisi in Festa, la rassegna che promuove i preziosi legumi del Veneto. Promossa dal coordinamento Umpli regionale, la rassegna è articolata in 7 eventi che avranno luogo dal 7 maggio all'11 giugno 2023. È un lavoro corale di squadra che va davvero valorizzato, per cui le Proloco, l'Umpli Veneto, abbiamo i produttori, abbiamo le amministrazioni comunali, i nostri sindaci che hanno portato anche nei loro consigli le denominazioni, le DECO, proprio per sostenere i nostri produttori. È un lavoro faticoso quello che stanno facendo, per cui le istituzioni, in particolare la Regione Veneto, deve essere al loro fianco, non solo per continuare nella valorizzazione di questo prodotto, ma anche per sostenerlo. Obiettivo dell'iniziativa: promuovere i prodotti di qualità, difendere la cultura alimentare e trasmetterla alle future generazioni. Questa rassegna credo che sia molto importante perché lega una regione completa. Questo prodotto di nicchia, che ne abbiamo quasi 2000 quintali qui nel Veneto, non uno, però che supera tutti, è Colognolo Icolico, 500 quintali. Non mica un affare da poco. Non un affare da poco, quindi Bisi in Festa si appresta dunque ad inserirsi a pieno titolo nell'ampio progetto di marketing territoriale ideato da Umpli Veneto, che vede come punto focale la valorizzazione del territorio attraverso la presentazione e la promozione dei prodotti enogastronomici di eccellenza. Sono 7 manifestazioni che nel mese di maggio adesso si svolgono nel Veneto e valorizzano questo prodotto tradizionale in alcune località del Veneto. È un prodotto unico e molto amato e molto conosciuto da tutti, ed è per questo che noi stiamo lavorando per la valorizzazione sulla scia di altre rassegne che abbiamo fatto in altri territori.